Cari amici di Radio Chef, ben trovati a un nuovo appuntamento tutto primaverile. Oggi abbiamo deciso di dedicarci alla cromoterapia. Eh sì, perché la primavera è una stagione piena di colori e sono proprio i colori che ci dicono che cosa può farci bene in questo periodo. Ovviamente la fine di aprile e l'inizio di marzo ci regala una tavolozza incredibile da portare in tavola. Iniziamo subito, ovviamente, con il carrello dei supermercati Bosco di Trieste, che sono con noi ogni settimana e che ci danno tutte le indicazioni per una spesa genuina. Questo mese, soprattutto nel reparto frutta e verdura, troviamo tantissimi peperoni e naturalmente le fragole, che sono le grandi protagoniste di questo periodo, e quindi li trovate in via del Coroneo, oppure la nuova apertura di via Pirano, in via Orlandini. Insomma, i supermercati Bosco sono in tutta la città. Potete semplicemente andare a sbirciare anche sulla pagina Facebook dei supermercati Bosco, trovate tutti i punti vendita dotati anche di comodo parcheggio e scegliere quello più vicino a voi o più vicino alla zona dove vi trovate in quel momento, il posto di lavoro, oppure siete di passaggio, avete portato i bambini a sport. Insomma, Bosco c'è ovunque voi siate a Trieste. Ma torniamo un po' al carrello della spesa, e quindi protagonista assoluto, dicevamo, le fragole succose e profumate, i primi peperoni di stagione, lucidi e croccanti. Insomma, una spesa da Bosco e garanzia di freschezza, ed è tutto quello che ci serve per le ricette di oggi che vi svelerò tra poco. Però, insomma, ad esempio, le fragole, che sono buonissime, le potete abbinare a un ottimo yogurt, magari possibilmente a chilometro zero dal Carso Triestino. Lo trovate proprio ai supermercati Bosco, vicinissimo al banco salumi. O infine ho degli ottimi peperoni affettati, li potete abbinare a un ottimo tagliere di salumi, e anche questo lo potete preparare grazie alle proposte dei supermercati Bosco. Li trovate infatti nel banco salumi, i salumi anche del territorio, per creare il vostro tagliere perfetto anche per un aperitivo insieme agli amici, magari già in giardino, godendo del primo tepore primaverile. Ma veniamo alle due ricettine che abbiamo preparato per voi, ispirandoci proprio al banco ortofrutta dei supermercati Bosco. Partiamo innanzitutto dalle fragole e se pensate che possano essere utilizzabili solo per un dessert o per un dolcetto, vi sbagliate, perché oggi vi propongo una ricetta rapida e sfiziosa per preparare un aperitivo o un antipasto salato con le fragole. Che cosa vi servirà? Vi basterà tostare delle fette di pane casereccio, che potete acquistare ai supermercati Bosco, dove avete anche il pane fresco, tra l'altro. Spalmate un velo di caprino fresco o squacquerone, adagiatevi sopra delle fragole tagliate a fettine sottili e completate il tutto con un filo di aceto balsamico di Modena, magari uno di qualità, che potete trovare anche nel reparto dedicato dei supermercati Bosco. E poi una spolverata di pepe nero, un mix di dolcezza e sapidità che vi assicuro vi lascerà a bocca aperta, provare per credere. E poi invece passiamo ai peperoni. Gialli, rossi, verdi, sono tutti dei veri e propri campioni di salute, perché sono ricchissimi di vitamina C, ne hanno, pensate, più degli agrumi, e anche di beta carotene, che ci serve per arrivare pronti all'estate e alle prime abbronzature. E allora, come li possiamo scegliere quando li dobbiamo acquistare? Sceglieteli sempre con la pelle tesa, soda e il picciolo verde brillante. Questa è una caratteristica importante. E qual è il segreto per un'alta digeribilità? Se il peperone vi torna su, il colpevole allora spesso è la pelle oppure i semi bianchi interni. Un trucco è: arrostite i peperoni interi in forno finché la pelle non si solleva, poi chiudeteli 10 minuti in un sacchetto di carta e vedrete che la pelle verrà via come un guanto e diventeranno digeribilissimi. Infine, la nostra ricetta con i peperoni. Prepariamo insieme dei peperoni al forno. Come prepararli? Prendete dei peperoni rossi e gialli, già spellati, se avete problemi a digerirli, e tagliateli a strisce larghe. Preparate una farcia con pangrattato, capperi tritati, olive taggiasche e un po' di formaggio montasio stagionato grattugiato. Arrotolate la striscia di peperone attorno al ripieno. Fermate con uno stecchino e passate in forno con un filo d'olio per 15 minuti.
Un contorno secondo leggero che profuma d'estate, e ricordate che accanto ai peperoni ovviamente un altro ortaggio del momento è sicuramente l'asparago bianco, quello del Friuli Venezia Giulia, che è un vero e proprio protagonista in questo periodo, ma stavolta non tocca a voi cucinare, tocca a voi assaggiare e lasciarvi coccolare dai ristoranti che fanno parte proprio della rassegna Asparagus 2026 organizzato dal Ducato dei Vini Friulani. E allora, quale sarà la prossima tappa? Beh, una tappa eccezionale, quella al ristorante La di Morè, venerdì 24 maggio, quindi questa sera, un ristorante dove la cucina ha una lunga esperienza con la brigata dello chef Alberto Tonizzo. Storia, amore per il territorio si respirano anche all'interno della sala, con al centro il famoso fogolar, dove elementi primordiali come pietra e legno ricreano un'atmosfera piacevole e familiare, all'insegna dell'ospitalità spontanea che l'Hotel La di Morè continua, pensate, da oltre un secolo. Ma che cosa ci propongono nel menù di questa settimana al ristorante La di Morè? Vi ricordo il sito ladimorè.it, dove trovate tutte le referenze per prenotare. E il menù sarà il seguente: amuse bouche per aprire, cappelli d'angelo, gamberi rossi, pomata di mandorle d'avola, colori e sapori del mare, poi vialone nano mantecato con asparagi, crostacei, aglio orsino e limoni, uso e sparks, il cappello del prete di vitello, springer vardo salad e yussa ai fiori di sambuco, e poi biscotto ghiacciato agli agrumi, soufflé di asparagi e pasta croissant. E questo è il menù che vi propongono. E poi invece la settimana successiva, l'8 maggio, la tappa si fermerà questa volta a Trieste, e pensate, gli asparagi arriveranno in riva al mare perché protagonista sarà il ristorante Pierre de Ruf. Se volete prenotare, vi ricordo il sito pierrets.it, vi basterà andare a scoprire lì tutti i riferimenti proprio per prenotare la vostra serata, e anche in questo caso il menù è molto interessante anche perché abbina il pesce agli asparagi, e avremo asparagi bianchi gratinato e crudo di capasanta, ad esempio, per aprire, il riso carnaroli mantecato agli asparagi verdi, franciacorta, limone salato e ostriche, e poi terrina di ombrina agli asparagi verdi con asparagi bianchi e salsa alla mugnaia, e infine la cheesecake con biscotto alle nocciole, crema al formaggio fresco, asparagi bianchi, vaniglia, limone e fragole grassate. Insomma, anche questa è una proposta molto interessante per l'8 maggio. Invece noi torniamo di nuovo al nostro Radio Chef, e stavolta, cari ascoltatori, è il momento di parlare anche degli utensili da cucina che ci serviranno per preparare le nostre ottime ricette. E allora andiamo alle Prose di Premariaco, vicino alla strada Peroleis, dove troviamo a Fila Utensili Natisone, che ci ricorda che per ogni grande ricetta è fondamentale il taglio perfetto, perché a Fila Utensili Natisone è il tempio dove le lame prendono vita, possiamo definirlo così, perché se i vostri coltelli da cucina faticano a scivolare, ad esempio sulla buccia dei peperoni, che non è una cosa scontata, immaginate quando avete un coltello che non taglia, che disastro potete combinare con i peperoni. Oppure se dovete appunto mondare gli asparagi, tagliare le fragole, allora non vi resta che andare sul sito filautensili.com per scoprire dove l'esperienza incontra le tecnologie, per darvi strumenti che sono dei prolungamenti della mano dello chef, sicuri, precisi e nati per durare, dal taglio dei coltelli da cucina al taglio per lobbistica fino ai tagli professionali. A Fila Utensili Natisone vi aspetta. E chiudiamo invece con un altro approfondimento, questa volta però siamo in cucina con la nuova Cooking Surface di Marmi Francescut. Grazie infatti a un'induzione a scomparsa praticamente integrata sotto un bellissimo piano di cottura realizzato su misura e secondo quelli che sono i vostri gusti, potete appunto cucinare senza ingombri, senza piastre a vista. Il tutto è perfettamente integrato sotto il marmo. Questo brevetto K-Marble inoltre rende la superficie completamente lavabile, dalla pulizia assoluta immediata e il design veramente unico. Pensate che il marmo non teme nessuna macchia, dall'aceto al vino, è perfetto per chi
vive la cucina ma vuole sempre averla impeccabile e soprattutto spaziosa. In questo caso, grazie a questo marmo naturale, è possibile avere dei piani cottura raffinati e veramente unici. Potrete ottimizzare la vostra cucina, gli spazi, avere una superficie antigraffio, impermeabile e antimacchia per tutte le preparazioni, ma sempre con il fascino e la classe che solo il marmo insomma vi sa dare. Adesso invece però da Francescut Marmi, che vi ricordo vi aspetta a Casarsa della Delizia a Pordenone per farvi vedere e conoscere tutte le sue possibilità che riguardano il marmo, non solo cucina ma ovviamente in tutta la casa, anche pavimenti, rivestimenti, scale, tutti anche con questo brevetto K-Marble antimacchia. Potete anche visitare il sito francescutmarmi.it. Ma per noi è venuto il momento di andare in montagna e scopriamo cosa ci propone questa settimana David. Ovviamente potete approfittare di una bella passeggiata a Camporosso, tra le bellezze del territorio, un bel giro in bicicletta sulla ciclabile Alpe Adria e poi fermarvi da David, dove Benvenuta vi aspetta con le sue delizie. Tra frutta, verdura, le insalate, tantissimi souvenir, le tisane, panini gustosissimi, anche da asporto e da portare via in caso appunto vogliate fare la vostra passeggiata. Ma andiamo a scoprire di più, perché per noi c'è Igor da Milano che si è fatto questa bella chiacchierata con Benvenuta per ricordarci che ci aspetta a Camporosso con le sue delizie. Ma grazie Barbara, infatti oggi io sono insieme a Benvenuta, a David, logicamente dal 1957, un posto di passaggio. Intanto come stai Benvenuta? Sto benissimo, l'idea che tu mi abbia raccontato adesso che è dal 1957 vuol dire che il prossimo anno facciamo 70 anni. Oh, manca pochissimo! Anche, mi apre un mondo, perché io ho il dovere di fare una gran festa, perché veramente devo essere grata a un sacco di gente che ha una vita che viene qua a trovarci. Che bello! Quindi è bello che mi hai svegliato questa cosa. Ti ho svegliato anche prima, abbastanza prima, così ti puoi preparare. Allora, logicamente, se voi siete nelle zone di Camporosso non potete mancare, perché cosa c'è questa volta in tutto il tuo locale bellissimo? Guarda, oggi è una giornata splendida, tra l'altro è veramente uno di quei giorni in cui dici che bello qui. In realtà abbiamo aperto le porte al Flower Garden, lo chiamiamo, che è praticamente uno spazio nel giardino dove vendiamo anche tutti quei oggetti di interior design, quindi profumatori, vasi, fiori, ed è veramente un posto che ti riempie gli occhi di colori e di emozioni, voglio dire, anche profumi, no? E siccome tanti dei nostri, perché c'è nata questa cosa? Primo perché molti acquistano seconde case qui nella nostra zona e quindi hanno bisogno di arredare, e quindi è bello anche offrire questo, ma soprattutto perché in realtà abbiamo tantissimi turisti, specialmente quelli che arrivano dal sud, che hanno questa esigenza di portare a casa un regalo per tutti, quindi alla suocera, alla nuora, eccetera. E quindi ti dicono sì, un regalo, però non può mangiare zucchero, non può mangiare farina, non può bere alcolici. Anche tu dici cosa posso dargli? Una gubana no, una polenta no, una grappa no. E allora a questo punto è venuta questa idea di questa oggettistica, che in effetti è stata un'idea, direi, bella, condivisa, perché io non ero d'accordissimo, ma nel gruppo hanno detto sì, funzionerà e funziona. Quindi vi invitiamo a vedere questo. Quindi quando siete lì che fate una passeggiata o semplicemente vi volete staccare un po' dalla città, voi andate lì, andate primo, ci sono dolci buonissimi, ci sono panini buonissimi, ci sono insalate buonissime, ci sono prodotti buonissimi, dove a via Alpi Giulia 30, proprio Tarvisio, insomma, dove potete trovarlo. Gli orari, insomma, vedete anche sul sito proprio david.it, trovate David, ma anche su Google. Anche su Google trovate tutto, insomma, vedrete che ci sono gli orari che volete per farvi le vostre colazioni, mangiare bene, andare in compagnia con i vostri figli quando volete. Insomma, benvenuta, che dire. Prossimo anno 70 anni, allora noi aspettiamo. Intanto noi cominciamo a mangiare. Faremo un evento assieme, dai. Dai, faremo qualcosa. Dai, intanto un saluto. Buon Grazie lavoro. mille. Ciao. Ciao. Barbara, a te la linea, vediamo ancora cosa c'è da dire. Grazie Igor e grazie a Benvenuta. Noi torniamo a parlare ancora di montagna, perché come ben sapete passiamo sempre a Sappada, che adesso con il fiorire della primavera vi aspetta con tante bellissime opportunità
di passeggiate e scoperte della natura incontaminata, ma anche ottime ricette con ovviamente Alimentari Cardis, che vi propone tutto il meglio del territorio montano, quindi non solo tutto il reparto gastronomia, ma anche formaggi, ortofrutta, prodotti freschi e genuini. E poi c'è un cuoco che ogni giorno prepara piatti tipici e tante specialità che vanno dall'antipasto al dolce, tutte per voi da gustare a casa vostra. Alimentari Cardis vi aspetta in centro a Sappada, aperto tutti i giorni, e per prenotazioni potete chiamare lo 0435 46 92 00 e appunto ordinare il pasto per voi. Se invece fate due passi tra le bellissime e affascinanti Dolomiti, allora vi aspetta la pasticceria Ghedina. Da 30 anni ormai uno dei punti di riferimento del Cadore, un angolo di bontà per gli occhi e per il palato. Lì trovate prodotti che sono lavorati secondo quelle che sono le ricette classiche della tradizione italiana, e la forza della pasticceria Ghedina è proprio l'uso delle materie prime accuratamente selezionate, che vi permetteranno di privilegiare sempre frutta di stagione, evitare conservanti e coloranti artificiali. Quando entrate alla pasticceria Ghedina verrete sicuramente conquistati dal profumo dei dolci appena sfornati, ai quali riuscirete a resistere con grandissima difficoltà, e quindi io veramente vi suggerisco di fare un salto nella bellissima cornice delle Dolomiti. Chiudiamo invece con la nostra consueta ricetta di bellezza, un piccolo segreto di primavera per voi che amate la natura. Dopo una giornata di sole in montagna oppure in riva al mare, ricordatevi già adesso, sì, anche se non è estate, non andiamo a prendere la tinterella, questo primo sole è quello che in effetti può anche fare più danni perché magari non siamo così preparati. Ricordatevi che la pelle ha bisogno di calma, quindi preparatevi un bel impacco rigenerante alla camomilla e yogurt. Vi serviranno 2 cucchiai di yogurt bianco fresco, 2 gocce di infuso di camomilla concentrato. Applicate sul viso per 10 minuti perché l'acido lattico vi aiuterà a esfoliare dolcemente e la camomilla lenirà i rossori del primo sole. Sarete così radiosi, freschi, pronti per la prossima avventura in cucina e non solo. Grazie allora per averci seguito. Mettete colori quindi nei vostri piatti, soprattutto rosa, arancione, giallo, perché questa è la stagione migliore anche per prepararci alla tinterella e quindi all'estate. Quindi buona cucina a tutti! Un bacio grande da Barbara, noi ci ritroviamo con Radio Chef la prossima settimana, e se avete qualche idea o qualche ricettina da condividere scrivetela nei commenti, vi aspettiamo, ciao a tutti!